Buonasera amiche, buonasera amici telespettatori di Canale Italia, Serenissima Televisione, e buonasera a tutti coloro che ci seguono sul sito www.canalitalia.it. Vari gli argomenti stasera, tra cui un argomento molto importante con una signora che fra poco si collegherà con noi, ma non anticipiamo nulla perché se non la vedo non possiamo parlarne. Abbiamo ospiti comunque in studio, l'architetto Luca Ruffin, al quale rivolgo la buona serata. Buonasera a tutti. Buona serata anche al consulente del lavoro, il dottor Manuel Bianzale. Buonasera a tutti, grazie. E buonasera anche al dottor Armando Della Bella. Buonasera. Buonasera direttore. Che fa parte di Cittadini Attivi, se non Certamente. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. In collegamento abbiamo altrettanto grandi personaggi, a partire da padre Carmelo Capizzi. Buonasera padre. Buonasera professore, buonasera amici. Buonasera all'ingegner Fabio Conditi. Buonasera presidente. Ciao Vito, buonasera a tutti. Presidente di Moneta Positiva. Buonasera anche a Raffaele Padrone, che fa parte del sindacato di polizia. Buonasera direttore. Ed infine con Sebastiano Arcoraci. Sebastiano Arcoraci quindi, oltre che scrittore, è anche Verdi per l'Italia, giusto? Dico bene? Giusto. Sebastiano? Giusto direttore. Grazie, buonasera a tutti. Allora, adesso io parto con... Chiedo scusa e prego che gli altri miei amici ospiti, anche Raffaele Padrone, ponga l'attenzione dal punto di vista, anche tu sei un rappresentante del sindacato di polizia e deve intervenire anche per dire che cosa accade, perché succedono queste cose soltanto in Italia. Io partirei proprio, colleghi in regia, proprio con il numero 18. Che cosa dice la Meloni? Prego. È sceso un silenzio assordante sul caso di Andrea Giuseppe Costantino, l'imprenditore italiano di 49 anni che è stato prelevato forzatamente dalla polizia degli Emirati Arabi lo scorso 21 marzo, mentre si trovava insieme alla sua compagna e a sua figlia in un hotel di Dubai, città in cui vive da tempo per lavoro. Non gli è stata data alcuna spiegazione sul perché di questo arresto, nessun capo d'accusa è stato formalizzato a suo carico, eppure a oggi l'imprenditore si trova detenuto in una prigione vicino a Abu Dhabi e non essendogli stato contestato alcun reato, non gli è stato concesso nemmeno di nominare un avvocato sul posto e non è neanche stato sottoposto ad alcun interrogatorio. Non ha la possibilità di comunicare con l'esterno, non ha la possibilità di comunicare con i suoi familiari, se non sporadicamente per qualche minuto, e in quei rari contatti Andrea è sembrato molto provato da una detenzione ormai lunghissima e totalmente ingiustificata. E che sia ingiustificata lo testimonia tra l'altro che pochi giorni fa le autorità degli Emirati Arabi gli hanno rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, cosa che ovviamente non potrebbe avvenire se si trattasse o se si avessero pendenze giudiziarie. La famiglia di Andrea è in costante contatto con la Farnesina, eppure la situazione continua a sembrare totalmente bloccata. Andrea Costantino rischia di pagare, e in realtà temiamo stia già pagando, il prezzo altissimo di una forte tensione diplomatica in corso tra Italia ed Emirati Arabi, che rischia di trasformarlo in una specie di ostaggio o perlomeno in una sorta di pedina di scambio per ripristinare commesse e forniture militari interrotte dall'Italia verso gli Emirati. Per questo noi di Fratelli d'Italia ci siamo mobilitati nel Parlamento europeo e nel Parlamento nazionale per chiedere alle istituzioni comunitarie e ancora di più al governo italiano di agire con forza per risolvere questo caso. Lo abbiamo fatto con una lettera all'Alto Commissario per la politica estera dell'Unione Europea, che è stata promossa dal nostro capodelegazione a Bruxelles Carlo Fidanza, che è stata firmata da altri 27 eurodeputati italiani di diversi partiti, che voglio ovviamente ringraziare, e lo abbiamo fatto con un'interrogazione parlamentare alla Camera a firma di Andrea Del Mastro. Noi non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda, che è evidentemente molto complicata e molto delicata sul piano diplomatico, ma sappiamo che c'è un cittadino italiano detenuto in uno stato estero senza che si conosca il motivo della sua detenzione. E è nostro dovere riportare a casa il cittadino.
Quindi voglio rivolgere un appello al Premier Draghi, al Ministro Di Maio, affinché intensifichino gli sforzi per riportare a casa il nostro connazionale, e noi non molleremo finché non avremo ricevuto risposte chiare e fino a quando Andrea Costantino non avrà potuto riabbracciare i suoi cari, che è quello che farebbe qualsiasi nazione sovrana al mondo. Certo, quello che ha raccontato è straordinario, però io vorrei sentire dalla signora interessata, perché tra l'altro da quando è successo sono 11 mesi in questo periodo sono trascorsi, lei non sa più come di rispondere alla bambina che richiede sempre mamma, quando è che torna il papà? Voglio far vedere, non è che soltanto io, perché prima qualcuno si è dato da fare, ma voglio dire, nessuno ha dato una trasmissione così come sto facendo io. Il numero 9, Libertà per Costantino. Ascoltiamo per far vedere che anche gli altri hanno fatto qualche cosa. Vediamo. È sceso un silenzio assordante sul caso di Andrea Giuseppe. Questo. Ho sbagliato io, ragazzi, a farvelo vedere. Era, umanamente l'appello che aveva fatto la moglie che è con noi. Sentite, adesso ha fatto questo tipo di appello, ma qualche mese fa, guardate che cosa aveva detto. Il numero 8 per la regia. Di Andrea Costantino, l'imprenditore milanese da 11 mesi detenuto in carcere ad Abu Dhabi. I testimoni dell'accusa non si sono presentati all'udienza in tribunale. Processo ancora rinviato. Appello della moglie: aiutateci, ha perso 30 kg, l'avvocato non può accedere al fascicolo e difenderlo. Non so più cosa dire a nostra figlia di 4 anni. A Dubai da 11 mesi, pensate, in carcere ad Abu Dhabi senza che gli siano state presentate le accuse, quindi l'avvocato, il suo avvocato, non può agire. È una drammatica storia di un imprenditore italiano, lo vedete, adesso c'è l'appello disperato della moglie. Io ho qua una bambina di 4 anni che mi chiede costantemente tutti i giorni, perché ormai è grande, dov'è il suo papà, che le manca il suo papà, e per me è una pugnalata al cuore ogni volta, e soprattutto non so più cosa risponderle. Stefania Giudice teme per la vita di suo marito Andrea Costantino, l'imprenditore milanese in carcere ad Abu Dhabi da 11 mesi senza un perché. La famiglia è ancora più allarmata dopo l'ultimo nulla di fatto. I testimoni dell'accusa non si sono presentati in tribunale. Il processo, per il quale non esiste ancora un'accusa formale, è stato nuovamente rinviato, forse a fine mese, ma in questa storia non c'è nulla di certo. Andrea è lì da 11 mesi senza motivazioni, ha perso 30 kg, è psicologicamente devastato nonostante rimanga fortissimo per il fatto di sapere che lui è lì senza aver fatto assolutamente niente. Andrea è stato portato via davanti agli occhi della moglie e della loro bambina di 4 anni. Insieme erano tornati a Dubai, dove l'imprenditore lavorava da anni per riprendere le attività dopo lo stop imposto dalla pandemia. L'incubo è cominciato 6 giorni dopo l'arrivo. Il suo avvocato non può accedere al fascicolo, quindi all'avvocato è negato di accedere al fascicolo, e questo comporta chiaramente l'impossibilità di mettere in piedi una qualsivoglia eventuale difesa, sacrosanta difesa degna di questo nome, degna di qualsiasi essere umano. Una situazione drammatica. Stefania teme per la vita di suo marito. Un intervento forte dello Stato e del governo per fare luce su questa terribile situazione e liberare Andrea immediatamente. Ecco, questo abbiamo voluto far vedere questo servizio, anche se avevamo ascoltato quello che aveva detto la signora prima. Raffaele Padrone, ma scusi, in galera si dovrebbe portare i delinquenti. Qua in Italia girano come se nulla fosse, arrivano da tutte le parti d'Italia, e c'è un italiano che è lì, che è andato per lavoro, per stare un attimo anche per rilassarsi con la sua compagna e il suo figliolo, e deve essere arrestato e messo in galera. Qui siamo fuori di testa tutti, Buonasera a tutti. Direttore, io innanzitutto saluto la signora Stefania Giudice, perché credo che sia una situazione familiare assai delicata. Chiaramente auspico che i lavori della Farnesina, i lavori di un sacco di parlamentari, abbiamo visto
l'onorevole Meloni parlare chiaramente e dare il massimo della disponibilità. Qua c'è veramente da discutere, cari signori, su quello che avviene. Io ho sentito dal servizio, da quello che è stato detto, ho sentito addirittura che i testimoni dell'accusa non si sono presentati in tribunale. Cioè, questo fa aprire veramente un dibattito giudiziario su quello che è ogni volta il problema in Italia. Lì e in altri stati abbiamo visto, con una situazione poi veramente che ci ha portato addirittura a grave conclusione, le altre situazioni che si sono create con i nostri connazionali all'estero. Guardate quanto è facile portare una persona in carcere, guardate quanto è facile, soprattutto non dare la possibilità all'avvocato della difesa, alla moglie, meno che meno, all'attività giudiziaria di difesa di uno Stato che non sia diverso dall'Italia. Questo dimostra quanta acqua fa la nostra attività giudiziaria, quanta acqua fa la politica in Italia, che non riesce a dare una certezza della pena alle persone che meritano. Qua arrivano fior di stranieri e non mi chiamate fascista, non mi chiamate uomo di destra, sto solo dicendo che quello che succede in altri stati, non in Italia, forse perché grazie a Dio siamo un paese così talmente democratico, ma che porta comunque a delle visioni che fanno veramente arizzare i capelli quando sentiamo che all'estero l'accusa non si presenta i testimoni dell'accusa non si presentano a un processo. Quindi parliamo veramente di cose assurde. Veramente auspico che questa situazione si evolva. Semplicemente perché qui non c'è niente di giudiziario. Ma qua ti hanno preso e ti hanno portato. Non ti dicono perché. Se lo facciamo in Italia, signora, Monaco mi conosce come la penso. Se lo facciamo in Italia purtroppo non è possibile. In Italia accettiamo tutti liberi, non c'è la certezza della pena, quindi non si va in galera. Abbiamo una quantità di persone che ancora sono in circolazione, perché sapete che le nostre carceri hanno una capienza di 40.000 posti, ce ne sono 70.000, quindi ti dicono che puoi scontare la tua pena fuori dalle carceri. Lì non ti danno da mangiare, qua se non ti danno da mangiare non è possibile, ma se non ti dessero da mangiare ci saranno le rivolte e i politici che entrano nelle carceri e fanno interpellanze parlamentari. Qui insomma, ditemi se sbaglio. Io adesso do la parola. Ma io posso fare al dottor Padrone, che è della polizia. Prego. Se fosse successo, invece che fosse un cittadino italiano, fosse stato un cittadino americano, là avremmo mandato i reparti speciali a prenderlo. Scusami. Cioè, voglio dire, è uno Stato, l'Italia, che quando... Non parlatevi su, se no non si sente. L'Italia è uno Stato. Se fosse stato un cittadino americano, sarebbe già libero. Non sarebbe mai successo. Sì, no, ma è vero o non è vero? È vero o non è vero? Sono convinto perché è già successo. Bravo, là vanno a prendersi, loro là hanno i servizi segreti. Comunque, ma è possibile che la nostra Farnesina, il nostro ministro degli esteri, non prenda l'aereo e vada personalmente? È un cittadino, deve avere, poi su una situazione del genere. Ma è andato. Cosa gli hanno detto? Cosa gli hanno detto? Cosa gli ha detto? Che niente. Gli ha venduto le patatine. Nuovo Presidente della Repubblica? Niente, hanno semplicemente chiamato il ministro degli esteri emiratino poco prima che andasse il nostro ministro degli esteri, ha chiamato personalmente il nostro avvocato dicendogli: domani mattina molla tutto quello che stai facendo e che devi fare, vai da Andrea in carcere. Basta. L'unica volta in 12 mesi che Andrea ha potuto vedere l'avvocato. Ha visto l'avvocato forse per mezz'ora, senza che l'avvocato avesse in mano niente, quindi fondamentalmente hanno parlato del niente, però l'avvocato è stato mandato personalmente dal ministro degli esteri emiratino.
Bene, vi ricordate un attimo, Però poi non è cambiato niente, non si è concluso niente, non è successo niente. Allora, vi ricordate i rapimenti? La via diplomatica non è sufficiente. È chiaro. Un attimo, Stefania, vi ricordate i vari rapimenti che ci sono stati delle Greta Ramelli, Vanessa Marzullo, Simona Pari, Simona Torretta? Come si è mosso il governo all'epoca per liberare queste ragazze? Hanno pagato fior di quattrini. Caro padre Capizzi, dal punto di vista spirituale, l'uomo Andrea Costantino è proprio per terra, quindi dal punto di vista umano, ecco perché il nostro, lo faccia lei, padre Capizzi, si rivolga Non gli lasciano neanche... Si rivolga al Papa? Non so, che mi rivolgi? Non gli lasciano neanche tenere il crocifisso perché dicono che glielo rubano, quindi non glielo lasciano tenere. Pensa un po'. Padre Capizzi, un aiuto anche dal Papa Francesco potrebbe venire fuori, no? Io ho scritto al direttore dell'Avvenire, ho scritto una lettera al direttore dell'Avvenire per chiedere aiuto a Papa Francesco, ma non ho ricevuto alcun riscontro. Bella roba. Mi dica, padre Carmelo. Sappiamo già l'Avvenire purtroppo tante volte che strade prende, però io mentre la signora parlava stavo proprio pensando a questo. Noi abbiamo un rogazionista che sta lì accanto al Papa tutti i giorni, con il signor Leonardo Sapienza, quello che organizza le udienze e tutto, che fa parte della nostra comunità a Roma, lì in parrocchia. Con lui ho costante contatto e pensavo appunto proprio in questo momento a lui di chiamarlo per telefono, informarlo sul caso. Grazie. E cercare di far intervenire proprio Papa Francesco, che sotto questo punto di vista, cioè umanamente parlando, è molto molto sensibile. Io alla fine della trasmissione poi mi gireranno, il regista Tristo mi girerà la trasmissione, io poi la giro a te, padre Capizzi, diamoci del tu perché a te ci diamo del tu, fuori onda, è inutile fare gli ipocriti e darci del lei. Io te la mando, sennò poi dicono danno del lei, fanno i fighetti. No, noi siamo così come ci vedono, siamo naturali, siamo allo stato puro. Intanto se può servire per qualcosa, ecco. Se può servire per qualcosa, vedo dietro Stefania c'è una statuetta della Madonna, vuol dire che ti posso assicurare, Stefania, che da domani metterò questa intenzione particolare proprio per questo caso, perché intervenga dall'alto chi ha veramente potere di cambiare il cuore degli uomini. Tra l'altro sto facendo insieme a tante persone che mi vogliono bene in questo momento la novena a Maria che scioglie i nodi. Esatto. Ma Papa Francesco è molto sensibile sulla la Madonna dei Nodi. Lo so, però ragazzi, qui al di là delle Madonne, al di là di Gesù Cristo, scusatemi, qui ci sono i politici italiani. Qui c'è Draghi, Di Maio e il Presidente della Repubblica che deve muoversi. Il vero problema è che comunque se dopo 12 mesi comunque la diplomazia lavora incessantemente, e io non ho dubbi che lavori, però non ha ottenuto dei risultati, perché i risultati che abbiamo ottenuto è che Andrea lì da 12 mesi senza sapere perché, senza poter vedere il suo avvocato, senza che il suo avvocato possa accedere al fascicolo, quindi questo comporta nessuna possibilità di difesa concreta. Questo è stato ottenuto fondamentalmente, quindi se in 12 mesi a livello giudiziario è il nulla, perché l'avvocato non può lavorare, a livello diplomatico fondamentalmente non abbiamo raggiunto risultati, vuol dire che ci vuole un intervento a livello più alto, quindi a livello governativo. Mi scusi Stefania, ma a livello di procura non può la procura italiana aprire un fascicolo come ha fatto e mandare avanti per sequestro di persona, per qualcosa che... potrebbe anche farlo, perché di fare questa cosa, ma comunque se gli Emirati non ascoltano gli appelli della facciata, non ascoltano gli appelli della Farnesina, non considerano minimamente il diritto internazionale né qualsiasi trattato che hanno è una questione politica. Secondo lei è una questione politica, è politico, deve salire
deve salire il politico. Qualche risultato? Stefania, no, però magari sommando tante cose. No, se parli non si sente. Stavo rispondendo a casa non si sente se parlate sopra, vi annullate e a casa non capisco. È soltanto facciamo vedere se finire più persone, ma Luca, facciamo finire il concetto alla signora e poi parli, per favore. Conclude, signora. Luca. Stavo dicendo che dopo tutto quello che è stato fatto comunque a livelli alti e non ha ricevuto alcun tipo di riscontro, perché fondamentalmente non riceve riscontro l'ambasciata, non riceve riscontro la Farnesina e via dicendo, l'avvocato non può cedere al fascicolo, Andrea non può vedere l'avvocato, i testimoni non si presentano alle udienze, i testimoni dell'accusa non si presentano alle udienze. Capite che vuol dire che a livello giudiziario non si può fare niente e non si riesce a fare niente, a livello diplomatico idem. E quindi è evidente che, non essendoci accuse, quindi essendo evidente che non c'è niente a livello giudiziario su Andrea, è necessario un intervento del governo in prima persona. Capite? Questo è necessario a questo punto, dopo Direttore. Sì. Direttore, chiedo. Prego. Siate rapidi e brevi, perché poi dalle 10 in poi cambieremo argomento, ovviamente. Prego. Vede, è meglio che tutti sappiano quello che era stato detto, e comunque prima forse tra le righe non si era capito. Quello che noi qua stasera stiamo parlando sono tutti concetti di umani che stiamo esprimendo. Il problema, dobbiamo capire, e ormai l'abbiamo capito, che abbiamo un paese che ha delle procedure sia etiche, sia di procedura penale, di codice penale, diverse da quelle italiane. Dobbiamo entrare in quella mentalità purtroppo malata di questa gente che non gliene frega niente delle nostre procedure. È stato detto vai alla signora dell'avvocato, è vero. La signora in Italia può adottare, lì non gliene frega niente dell'avvocato, di questo. Dovrebbe essere la nostra politica, il nostro ministro dell'interno, il nostro ministro degli esteri che va lì a parlare delle altre procedure che in Italia vengono fatte. Il nostro ministro degli esteri è andato il nostro ministro degli esteri. È andato, la Farnesina lavora. Lo so, però intanto hanno bloccato la vendita delle armi. Diciamolo. Bravo direttore, io non mi trattenevo da questo. No, ma bisogna raccontare la verità. Ma la verità, direttore, questa è la verità, perché lui è stato preso bersaglio di questa situazione, di questo embargo di armi. Quindi a loro non gliene frega niente, perché sono così. Questi forse sa come si risolve la cosa, l'ha detto lei prima, si risolve pagando dei soldi. Vedrà che vorranno solo soldi questi, perché non vorranno altra giustizia, perché non ne hanno. No, non è vero, l'esatto opposto, non vogliono assolutamente soldi, ne hanno fin troppi di soldi. Fermila! Sono gli italiani. È vero, ma allora non diciamo scorrettezze. Gli Emirati non vogliono assolutamente soldi, non sono la Nigeria, non sono il Sudan, non vogliono assolutamente soldi, non hanno bisogno dei nostri soldi, ne hanno un 1000 aspetto volte politico. Hai voglia. Fermila, silenzio un attimo. Comprare da noi, loro vogliono comprare da noi, quindi vogliono dare soldi all'Italia, non vogliono soldi dall'Italia. Vogliono le berretta automatiche. Non vogliono soldi dall'Italia. Ma solo la politica può intervenire, perché fermola, abbiamo capito. Sentiamo, state zitti un attimo, Stefania, un attimo, sentiamo, sì. È chiaro che è una questione politica evidente, il problema è che noi non abbiamo i politici, voi vi ricorderete tutti Craxi a un certo punto che schiera l'esercito attorno agli americani quando è atterrato a Sigonella, noi non abbiamo quel tipo di quei politici. Guarda che c'è ricordiamo anche, per far piacere anche ad un signore che è la terza volta che me lo scrive, ricordiamo che c'è ancora Chicco Forti da 20 anni negli Stati Uniti in galera. L'abbiamo detto,
non è colpa mia se lei non sente. Lo so, ma infatti sono vicina. Ma l'ho detto, l'abbiamo detto prima, l'ha detto. Marito è una storia completamente diversa, però. Certo, è diversa. Chico è Forti diversa. ha avuto un processo. Non sappiamo perché è in galera uno, non sappiamo perché è in galera Andrea. Allora, io le do la possibilità, un minuto adesso, poi dobbiamo cambiare argomento e dobbiamo salutarla Stefania, di rivolgersi al governo italiano e a tutti gli italiani. Dica tutto quello che vuole e poi ovviamente non finisce qua, perché io la richiamerò fra qualche tempo, il mese prossimo, perché dobbiamo capire come stanno andando le cose, se si è mosso qualcosa. Io non la lascio così, diciamo, libera. Io sarò come un martello pneumatico, continuerò fra qualche giorno a tempestarla di telefonate per capire a che punto siamo. Adesso lei ha la telecamera, si rivolga prima agli italiani e poi al governo e al Presidente della Repubblica, al Papa, e dica tutto quello che ha nel cuore, pensando anche al suo dolce amore che è alla bimba, al di là di quello che può essere Andrea, ma pensi anche alla sua bimba di 4 anni. Prego. Allora, la mia bimba di 4 anni è lei che mi dà la forza di fare tutto quello che sto facendo, perché sennò sinceramente non ce l'avrei, perché a me costa tantissimo fare qualsiasi cosa che io faccia, quindi qualsiasi intervista, qualsiasi intervento in televisione, qualsiasi telegiornale, qualsiasi intervista con qualsiasi giornalista, qualsiasi immagine di me, mi costa tantissimo, ma lei mi dà la forza, perché la cosa più importante in questo momento è riportare il papà dalla sua bambina, quindi sto facendo di tutto perché questo avvenga. Chiedo chiaramente a questo punto, dopo 12 mesi e dopo tutte le evidenze che ci sono state, per cui il fatto che sia evidentissimo che non ci sia niente giudiziario a carico di Andrea e per cui ci sia qualche altro motivo sotto, confermato, dedotto da tutte le circostanze e tutti i fatti avvenuti da febbraio del 2021 a questa parte, chiedo che a questo punto, considerato il fatto che il Ministero degli Esteri e la Farnesina lavorino incessantemente per risolvere la situazione di Andrea e che i risultati sono quelli che sono, cioè che Andrea è vittima di un ingiusto processo in cui non sa neanche perché lì, in cui non può incontrare il suo avvocato non può accedere al fascicolo, lui non può incontrare l'ambasciata e quindi completamente fuori da qualsiasi diritto internazionale, pattizio e qualsiasi cosa firmato anche dagli Emirati, ma è fuori anche da qualsiasi logica di diritto fondamentale umano, è chiaro che a questo punto è necessario un intervento del governo a supporto del lavoro della Farnesina, quindi a supporto della strada diplomatica. È necessario ed evidente che serva un intervento a livello superiore. Grazie Stefania Giudice, grazie per essersi fidata di noi, grazie infinite, presto ci ricollegheremo fra qualche tempo, va bene? Grazie. Buona serata e un bacio alla bambina. Sì, anche da noi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, giustamente io ho fatto vedere quello spezzone del film prima. Non è veritiero, è la spezzone di un film. È un film, Sì. È un film. Lo so. intervenuto. No, ma prima che tu intervenga lo dico io. È lo spezzone di un film, ma noi abbiamo detto questa è la situazione italiana. Cioè così avviene in Italia. L'esasperazione. Cioè è l'esasperazione. C'è un poliziotto che arriva a un certo punto a dire allora sta divisa, tenetevela, io non la voglio più, lo circondano. Così potrebbe accadere fra poco, anche perché stanno preparando delle manifestazioni, mi è stato detto, e quindi potrebbe accadere, caro signor poliziotto,
Va bene? Potresti farlo anche tu, ma tu sei un sindacalista e sai cosa, e sai che cosa penso io dei sindacalisti? Zero. Lo so. Ecco, quindi Ce ne sono altri, mi pare, qua. Viva la sincerità. Comunque ecco, l'attore, me l'ha ricordato anche Roberto della provincia di Vicenza, non mi ricordavo l'attore, è Filippo Nigro, quel bravissimo attore che ha detto: allora cosa serve questa divisa? Io ho diritto di essere padre, ho diritto di dare da mangiare ai miei figli. Insomma, fa vedere cos'è la realtà di oggi. Signor poliziotto, devo chiamarti così. Perché mi chiami sempre poliziotto? Perché Raffaele, sei poliziotto e per di più sei un sindacalista. Ecco, il che mi fa svenire. A te piace. Ma nonostante tutto ti invito perché sei un amico. Poi una domanda. Ascolta, vuol farti una domanda prima il mio amico Armando. Poi volevo dire una cosa. Ascolta prima in silenzio. Prego. Ho ascoltato fino adesso. Mi ricollego alla domanda che ha fatto il direttore prima e chiedo a voi che siete i tutori dell'ordine, poliziotti, e credo che Luca avesse detto, o qualcuno forse aveva detto, che voi avete l'obbligo della vaccinazione. Sì. E ho capito che lei è anche un sindacalista, quindi probabilmente tutela i colleghi, diciamo, in divisa. Allora le volevo chiedere la sua opinione e volevo capire, immagino che anche nei poliziotti o comunque nelle forze dell'ordine c'è qualcuno che non si è vaccinato, e volevo capire queste persone che tipo di trattamento hanno avuto. Come quello degli altri, rispondo io, a casa, senza stipendi. Perché loro hanno l'obbligo, perché voi avete l'obbligo. Non è come diceva prima l'amico qui, che qui invece c'è il Green Pass. Lasciamo rispondere. Il tempo corre, rispondi. Noi abbiamo avuto all'inizio circa un 20% di poliziotti che per tanti motivi non volevano farlo, escluso le persone che per malattia non possono farlo ancora. Siamo arrivati oggi a un 10%. Questi 10% di poliziotti di qualsiasi ordine, grado, uomini e donne della Polizia di Stato, sono stati sospesi. Come tutti i lavoratori non possono accedere al posto di lavoro se non vaccinati. L'attività di polizia sindacale chiaramente è tenuta presso il Dipartimento, ci hanno ovviamente detto che questa non è una scelta del signor Capo della Polizia, ma è una scelta del Governo, del Ministero della Salute, e con questa decisione, essendo una legge, noi ci siamo dovuti arrendere e abituare i colleghi a capire che se effettivamente dobbiamo andare a controllare l'impatto alle persone, è ovvio che primis devono essere i poliziotti, i tutori dell'ordine ad essere in regola. E quindi questo è stato. Fortunatamente, ripeto, solo un 10% che sono le persone che non lo possono fare per motivi di salute, e chiaramente non sono ai servizi, non sono a casa, ma sono ai servizi interni e non chiaramente quelli esterni. Quindi tutti quelli che in polizia, nei carabinieri uguale, sono così per motivi personali non Novax, uso questa parola ma non mi piace, contrari al vaccino, sono stati sospesi e senza stipendio fino alla fine dell'emergenza pandemica. E di chi ti vivono? pare logico? E di chi ti pare vivono? logico? Scusi la domanda Come banale. vive? Di chi vivono? Come vive quella famiglia? Basta vaccinarsi. Io sono d'accordo con voi. Basta vaccinarsi. Allora, guardi che c'è È gratis. No, guardi, ma le dico, ci sono stati anche dei sindacati che hanno fatto delle manovre per sostenere questi colleghi. Purtroppo le manovre non hanno dato grossi risultati, perché si sono arrivati sì o no a contarsi su una mano i soldi che potevano essere raccolti per questi colleghi. C'è stata anche questa volontà. Del resto, ripeto, è ordine di legge, non siamo schiavi,
siamo i servitori dello Stato. Bene, quindi se volevamo fare questo. No, direttore, mi permetta una cosa? Velocissimo. Allora, io ho sentito parlando, siccome sono stato zitto dal video della benzina, noi ci siamo preoccupati di questa attività. Noi ci preoccupiamo di quello che è l'ordine pubblico. Io lo vedo come appartenente alle forze dell'ordine. Qua se andiamo avanti così avremo grossi e potremo avere grossi problemi di ordine pubblico. Però devo ricordare anche una cosa, che noi protestiamo, però non ci accorgiamo che, magari perché non lo sappiamo, che accogliamo tutte queste persone perché l'Europa non ci dà una mano, ed l'Italia è l'unico paese in Europa, almeno in Europa, che gode ancora e vive ancora di protezione internazionale sussidiaria, il che significa che è l'unico paese che paga le persone che entrano. Questa è la facilità con cui le persone entrano e vogliono entrare in Italia, cari telespettatori, cari direttore. Questa è la gravità. Il reddito di cittadinanza, non ne ho sentito parlare stasera. Quante truffe a gente, a malavitosi che prendevano soldi e reddito di cittadinanza. 5 Stelle. E c'è gente che è italiana che dorme in macchina. Ringraziamo i 5 Stelle, ringraziamo. Esatto. Ecco, questa è la preoccupazione. 5 Stelle. Ne parleremo un'altra sera, troppe robe, altrimenti la gente fa confusione. Allora Wanda da Vicenza mi dice che non è vaccinata e vorrebbe donare il vaccino che era destinato a lei, a te Sebastiano Arcoraci, quindi te lo regala, accetti il regalo? Io farò anche la quarta dose se serve. Siamo gli italiani, noi siamo solidali. Ma tu sei uno di quelli che dice che i Novax sono untori? No, io non dico questo. Meno male. Assolutamente legittimo, però se è una posizione ideologica è contro i miei valori. Io sono per la solidarietà e se posso usare questa mia solidarietà rispettando le regole, perché il virus lo abbiamo sconfitto anche grazie ai vaccini, lo faccio. Ecco. Però devi aggiungere scusa di quelli che sono Novax, non posso dire altrettanto. No, ma per essere onesti e corretti, siccome io ho avuto una trasmissione in cui ci sono state tantissime persone che hanno partecipato e che hanno avuto delle gravi conseguenze dopo aver fatto il vaccino, bisogna come un'altra cosa, bisogna dire anche queste cose. Certo. Va bene. Certo. Va buono. Delle cause in piedi. Sebastiano, delle cause in piedi. Sebastiano, è giusto che sia risarcito. Ingegner Conditi, presto parleremo più avanti della moneta positiva perché hai avuto poco spazio questa sera, ma te l'avevo già avvertito che le cose sarebbero state un po' complicate. Ma è stata comunque interessante. Questo vi ringrazio. Pace e bene a tutti, padre Capizzi. Monaco ti benedice. Posso benedire? Monsignore ricambia. Si chiama Monaco. Sono Monaco io. Grazie a tutti. Per quello si è vestito di bianco. Ho voluto imitare Papa Francesco. Grazie a tutti signori per essere stati con me. Pace e bene. Buonanotte e buona salute a tutti. Vi abbraccio. E pensiamo positivo. Buonanotte.